buongiorno a tutti innanzitutto. Noi facciamo parte di quel magico mondo che sta fra la negazione assoluta e il brutto immenso che abbiamo visto nelle prime parti di questa bellissima giornata, cioè l'abnegazione dei diritti umani, dei diritti dell'ambiente, tutto quello che è esattamente come il titolo l'oscuro, e poi realtà molto belle come quelle che ci ha raccontato Silvia. Noi siamo in mezzo perché noi, faccio una piccola tra virgolette battuta, noi paghiamo i tessuti, li acquistiamo, quindi abbiamo dei ricarichi da dover sopportare, supportare e fare impresa, ma allo stesso tempo lo facciamo con grande umiltà, con grande spirito di solidarietà nei confronti delle imprese italiane che contribuiamo a far andare avanti nell'educazione dei propri figli, nel mettere un piatto a tavola e nell'avere dignità, tutto questo. Sul caso Whirlpool siamo a posto perché tanto abbiamo il reddito di cittadinanza, quindi non ci sono problemi. E invece per quanto riguarda le cose un pochino più serie, oggi si è parlato di reshoring, no? Si è parlato di reshoring, tantissimi contributi sono stati dati a queste aziende che dovevano portare quel famoso lavoro di nuovo nelle nostre terre, no? Riportare, io dico un concetto che di Balma non è il mio, magari fosse stato mio, quello di sviluppo economico condiviso. Che cos'è? È quello che ci ha fatto grandi, che ha fatto grande questo paese, cioè mettere in condizione gli imprenditori, in questo caso del tessile e il Veneto, chapeau, bisogna inchinarsi agli imprenditori di questa terra, mettere in condizioni loro di poter fiorire con le loro imprese, prosperare, fare mercato internazionale, andare a vendere nei mercati internazionali, ma riportare qua il valore della internazionalizzazione e condividerla con il territorio. Significa sviluppare un concetto di condivisione che alimenta il territorio, che fa sì che il commercio del territorio possa andare avanti, che i servizi del territorio possano andare avanti, che tutta una situazione di distretto, di città, di paesi che hanno fatto la provincia italiana, che è una provincia di cui io quando vado passo 6 mesi all'anno all'estero per l'internazionalizzazione della mia impresa, ma ne vado orgoglioso, cioè è il segreto del nostro successo, l'abbiamo abbandonata quando abbiamo dato ai nostri grandi capitani di industria, i nostri grandi distributori e produttori di eccellenza nel campo della moda, la fascia di capitano e dire portate la nostra filiera nel mondo. Benissimo, loro l'hanno portata nel mondo, poi l'hanno lasciata là, l'hanno lasciata là, qua non hanno riportato niente. Allora io dico, qualche soldino che è stato dato a queste aziende, e non da ultimo, vi faccio un esempio che non è della moda, ma io mi arrabbio trasversalmente quando leggo il giornale, non solo quando c'è qualche notizia del nostro settore. L'ultima è quella della fonte Lurisia, che è una fonte meravigliosa, no? Quella è fatto un chinotto che io adoro, tra l'altro, Eccellenza di Italy, no? Che è un gruppo che ha preso tantissimi soldi dal governo come contributi per esportare l'internazionalizzazione delle piccole imprese e quindi delle imprese di eccellenza nel mondo internazionale. Benissimo, l'ha fatto. Questo è stato creato tramite elementi imprescindibili, elementi importanti di comunione a livello di industria, di artigianato e di governo. Poi è stato venduto l'altro giorno a 80 milioni di euro al gruppo Coca-Cola. E allora qualcosa me la chiedo, perché questo è esattamente quello che è successo negli ultimi 15 anni anche per il campo moda, dove chi diceva prima qualcosa del tipo che cos'è il Made in Italy, anche io ogni tanto quando l'ho letto me lo chiedo, dico ma io sono il presidente dell'associazione più importante al mondo per la tutela degli interessi della piccola impresa, ma cosa sto facendo? Che cos'è il Made in Italy? Perché cerchiamo di capire cosa siamo prima di andare a cercare di difendere i nostri diritti, perché i grossi gruppi non li abbiamo più. Il governo se ne è accorto ultimamente, gli ultimi governi se ne sono accorti quando hanno fatto il tavolo nazionale della moda, e quindi anche le associazioni imprenditoriali dei piccoli hanno pari dignità rispetto a quelle più blasonate, a quella più blasonata, quindi adesso possiamo portare delle nostre vertenze in maniera più specifica, però abbiamo fatto politiche per grandi e medie aziende, non ce le abbiamo. Noi siamo 97% delle imprese, come dico spesso, sono sotto i 50 dipendenti. Vogliamo fare delle politiche che ricadano su questo territorio e su questo range di imprese una buona volta, quindi stiamo lavorando su queste cose qua. Potrei stare, guarda, vorrei assumere l'enfasi che avrei nel dirvi 2 settimane di punti che mi sono fissato. Allora, il problema della Cina è un problema che c'è, io da che ho questo mandato sono 4 anni,
anni, 2 avevo fatti come osservatore in questo meraviglioso contesto che è il Consiglio Nazionale della Moda di Confartigianato, e 4 anni che sento dire che i controlli si fanno, però io vedo che quando vado a Prato la situazione è la medesima. Con tutto il rispetto per voi, io vi adoro, no? Io ho visto e ho incontrato i massimi esponenti della Guardia di Finanza a Roma, ho incontrato i massimi esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, noi siamo nella stessa linea, cioè dobbiamo però trovare il meccanismo semplice per andare in questi contesti che abbiamo visto, prendere le chiavi dei capannoni, incarcerare chi dà il capannone fuori completamente da qualsiasi regolamento specifico del quale noi imprenditori piccoli siamo ogni giorno chiamati a rispettare, mettere in condizione chi sta facendo impresa in quel modo disumano di scomparire dal mercato e di andare a pescare quelle aziende. Io ne ho viste un paio che fatturano quasi 1 miliardo di euro, una che ho visto lì nelle foto che lei aveva rappresentato, fatturano 1 miliardo di euro. Noi qui ci sono aziende, imprenditori che fanno una grande fatica a fare 1 milione di euro, lavorando ogni giorno e rimboccandosi le maniche, credo. E quindi fra 1 milione e 1 miliardo c'è un sistema che non va, ed è il sistema che per fare 1 miliardo di euro bisogna esattamente lavorare in quel modo, cioè non avere rispetto per i diritti umani, non avere rispetto per il sistema ambientale e non avere nessun rispetto per un qualsiasi elemento socio-economico. Abbiamo gli amici qua dei sindacati e credetemi, io sono onorato e orgoglioso di essere in squadra con voi ultimamente, siamo proprio ben organizzati. Sia chiaro, è un orgoglio per me come imprenditore essere al massimo livello mondiale nella cura e nel rispetto del lavoro. Però dobbiamo essere tutti quanti nella stessa linea ora a tirare fuori una bandiera in Europa in primis, per far sì che non arrivino prodotti in questo territorio che non rispettino i medesimi diritti che noi come artigiani e imprenditori abbiamo nel territorio nazionale. Questa è una legge non scritta, è una legge di buonsenso, è una legge che farà sì che le nostre imprese possano continuare a farlo. A fare impresa è molto semplice. Allora qualcuno parla di dazi, il dazio per un imprenditore non è mai una cosa positiva, ma in alcuni casi dà uno stimolo per cominciare a ragionare su una soluzione, e mi piace immaginare su un qualcosa che si chiami dazio di civiltà, cioè un qualcosa che mi faccia immaginare che qualsiasi prodotto che arrivi nel mio territorio debba rispettare un minimo le corrispondenze che l'imprenditore che nasce, paga le tasse e lavora su quel territorio ha. Semplicemente vedrete che non troveremo più pantaloni a 5 euro, non troveremo più maglie a 10 euro, non vedremo più topi, non vedremo più gente che muore, vedremo probabilmente un mercato che in maniera magica ritroverà un minimo di equilibrio, e probabilmente non passeranno ancora altri 4 anni che riproietteremo le stesse immagini, che diremo le stesse cose, che avremo sempre la stessa rabbia nel raccontarle, perché l'elemento è veramente stressato, è veramente molto stressato. Per cui un'altra paura che ho è quella, poi sono una persona positiva, per cui dopo finisco in bellezza, che siamo tutti belli e carini, non preoccupatevi. Però un'altra paura che ho è che quando sento di un cambiamento globale, questo è sempre un po' pericoloso per le aziende, soprattutto quelle piccole. Adesso, dopo il magico mondo che il piccolo non andava bene, per cui ci hanno messo a disposizione delle reti di imprese, dovevamo essere tutti in rete, no? Dovevamo essere tutti l'abnegazione del proprio valore assoluto, no? Quindi tutto quello che una società liquida, cioè il liquido lo sposti e si muove, quindi niente che abbia un'identità, consumatori veri e propri e basta, senza la minima idea di quello che è la caratteristica peculiare di un territorio, di un imprenditore, di un'idea, questo. Quindi questo ce l'hanno fatto capire, le abbiamo fatto capire che questo paese un minimo di dignità ce l'ha ancora, l'abbiamo respinto, abbiamo detto piccolo, abbiamo fatto think small first con l'Europa, anche i nostri amici europei hanno capito che questo non è un paese di media impresa ma è un'eccellenza di piccola impresa, perché quella è passata. La seconda è stata quella dell'ambientale, e anche lì io conosco molte imprese e so che quando vado a incontrare i miei amici imprenditori trovo aziende in ordine, pulite, che non buttano gli
scarti nei fiumi, nei rubinetti, vedo tutte aziende che funzionano molto bene, no? Però quando poi vado a parlare di grandi protocolli bollinati, quelli che poi servono a fare le grandi campagne pubblicitarie o le grandi inchieste mediatiche, vedo che i paladini, vi dico un protocollo detox, cioè quello di levare le sostanze, le 11 sostanze più importanti a livello chimico nei prodotti, sono Adidas, H&M e Zara, o comunque questi grandi gruppi. Probabilmente la maggior parte di quelli che abbiamo visto con i topi, quelli sono tutti ambientalmente fantastici, capite? Allora, questi possono andare a livello mediatico, nelle loro campagne stampa, vantandosi di essere i fondatori di questi magnifici protocolli ambientali. Quindi noi siamo doppiamente penalizzati. Uno, rispettiamo da sempre i protocolli e non possiamo vantarcene. Due, vengono inventati questi protocolli dei quali noi non possiamo avere accesso, ai quali noi non possiamo avere accesso, ma lo possono avere questi che sono dei grandi marchi etici. Allora io a loro ho gridato in molte occasioni, con alcuni mi sono anche confrontato in maniera meno elegante, e ho detto loro che per avere un minimo di dignità in quelle cose, nel lavoro che fanno, devono fare la sostenibilità a 360 gradi, parlando da come rispettano i diritti umani dove vanno a produrre, le norme ambientali di cui si fanno scherno quando fanno i loro prodotti. Per cui anche noi come media dobbiamo stare attenti a adesso pensare a tutto quello che è green. Prima ragioniamo sulla difesa dei nostri valori, dopodiché coniamo un metodo attraverso il quale il green possa essere uno strumento di valorizzazione dei prodotti, essi siano delle grandi multinazionali o delle piccole aziende. E questo, e guardo gli amici della Guardia di Finanza, abbiamo già avuto modo di confrontarci e sarà anche modo nostro di dirlo, come ho detto in primis al ministro Di Maio, adesso ci confronteremo col nuovo ministro, e il discorso dell'evasione. Allora un altro discorso è questo qua. Allora, se quei 7 miliardi che devono ritornare adesso per far quadrare i conti, si pensa di andare a pescarli laddove si conosce che ci sono e laddove si conosce che siano identificabili, questo è un punto di riferimento che va valutato. Allora io penso che sia molto meglio, visto che i numeri li abbiamo visti, creare una task force della quale io mi rendo anche disponibile in maniera ovviamente del tutto volontaria a partecipare, immagino che molte persone qua vorrebbero farne parte, attraverso le quali l'irregolarità in questo paese in una maniera semplice venga un minimo debellata. Non è una cosa difficile, si tratta di, abbiamo la possibilità, ci sono i corpi intermedi che grazie a Dio hanno diritto e potere di parola, ci sono le istituzioni che hanno la possibilità di sentire le nostre vertenze, ci sono gli enti controllori che magnificamente fanno il loro lavoro, cioè avete visto le immagini, cioè loro più di quello non possono fare. In questo paese non c'è la possibilità di punire, di sanzionare, cioè significa di mettere le catene a quelle fabbriche, e ragazzi miei, anche voi amici dei sindacati, insieme a noi, anche se questo significa perdere dei posti di lavoro, perché io lo capisco che voi siete i fautori per la difesa del lavoro, ma se i nostri lavoratori vanno a lavorare in condizioni disumane, nell'illegalità, anche voi dovete venire con noi e chiuderle quelle aziende. Troveremo poi una ricollocazione che non sia reddito di cittadinanza, perché io credo che questo paese sia manifatturiero, sia forte e possa andare avanti con le proprie spalle in maniera regolamentata. L'ultima cosa, vi ho promesso positività. La positività è che io credo fortemente che questo paese, che è un paese manifatturiero, abbia estremamente necessità di autoalimentarsi. In che senso? Io vedo ogni giorno e mi emoziono quando entro giovani che si avvicinano al nostro mondo, che hanno voglia di fare, e quindi io credo fortemente, esso sia tramite il liceo del Made in Italy o tramite strutture di formazione di cui si parlava prima, in due modi. Uno è quello, la formazione attraverso la quale far entrare le giovani generazioni nel mondo artigiano del saper fare, della magnificenza che dall'idea si trasferisca alla mano e si crei qualcosa che il mondo desidera, che il mondo cerca e che il mondo compra. E dall'altra parte, attraverso questi riconoscimenti, questa formazione, far capire loro, che sono i futuri consumatori, la famosa generazione Z, perché c'è questa differenziazione di prezzo.
Perché un prodotto made in Italy probabilmente ha un prezzo che effettivamente è molto difficile. Poi entreremo in un mondo, ma vi ho promesso positività. Trovo incivile che il paese che produce l'eccellenza nel mondo non dà la possibilità ai propri concittadini di acquistarla, quei prodotti. Questo è il grande gap di questo paese, che siano tutti indirizzati verso l'export, ma vi ho promesso positività. Per cui il concetto di base è che la positività è che ci sono dirigenti come Giuliano Secco, funzionari come Andrea Saviani su questo territorio e come tanti altri che io vedo e ho l'onore di rappresentare come capitano nella Confederazione Nazionale della Moda di Confartigianato, che danno l'anima e ci credono e che ogni giorno sono sul campo in maniera gratuita, con grande passione, a cercare di trovare la quadra. Vedo i sindacati che sono con noi, vedo le forze che sono qui attente a peccarsi tutta questa papagna di interventi per i quali non so quanto possa essere stato l'interesse, ma spero tanto. E quindi io credo che tutta questa squadra, insieme ai media, di cui c'è estremamente bisogno, per cui facciamo trovare figo questo, la legalità, facciamola diventare figa, perché a volte è bello Gucci, è bello i grandi catwalk, le grandi fashion week, ma a volte è molto bello anche far capire che è figo parlare di difesa del proprio valore, del proprio territorio, delle aziende artigiane, degli imprenditori, perché sono sicuro che il futuro sarà senz'altro nostro. Buona giornata.